Questa è la storia di Città Giardino. Ci troviamo a Padova. Il piano regolatore edilizio del 1921 prevedeva, oltre al risanamento dei quartieri centrali, anche la costruzione di un quartiere giardino nella zona di Santa Maria di Vanzo, una vasta area agricola dentro le mura, con pochi edifici e conventi. Il quartiere di Vanzo, oggi chiamato Città Giardino, viene pensato per essere un quartiere moderno ispirato al modello della Garden City sviluppato nel 1898 dall'urbanista inglese Howard, separato dalla confusione del centro ma allo stesso tempo ben collegato via Roma, attraverso via Seminario e via 20 settembre. Questa tratta doveva essere anche dotata di una linea tram, ma non verrà mai realizzata. Vengono progettati larghi viali alberati, convergenti su un giardino pubblico, Parco Trieste, che sarebbe dovuto sorgere a sud dell'attuale via Marco Polo. Città Giardino avrebbe dovuto essere la prima realizzazione del piano regolatore, in modo da poter dar casa agli espropriati che abitavano negli edifici da demolire del centro. Il consigliere Guido Calabresi chiede che vengano costruite anche abitazioni economiche per i meno abbienti, ma il sindaco Giovanni Milani non lo ritiene un problema, dato che pensa che i villini siano accessibili per tutti. Avrà torto e molti espropriati più poveri saranno costretti a vivere fuori dalle mura. Nel 1924 il quartiere inizia a essere costruito da Gino Peressutti della società Ape Viene, e tra il 25 e il 28 viene realizzato il Palazzo dell'Esedra, chiamato così per la sua pianta semicircolare, a destinazione residenziale e commerciale in stile eclettico. Peressutti, per Città Giardino, costruisce anche villine a schiere e palazzine riprendendo stili sia medievali che rinascimentali. Negli anni dopo e soprattutto nel dopoguerra vengono realizzati molti altri edifici, ma di aspetto più moderno. Quanto realizzato rispecchia però solo in parte i progetti iniziali. Ad esempio, per poter aumentare i numeri di lotti per i villini, i viali vengono disposti in maniera meno originale e non viene realizzato il Parco Trieste. Il quartiere non sarà mai per tutti. Oggi, come all'epoca, è una delle zone più costose di Padova.